Una nuova scintilla ha appena acceso uno dei capitoli più tesi del mercato italiano. E ora il protagonista è lui, Victor Osimhen. Il capocannoniere che ha brillato al Napoli e potrebbe essere in procinto di vestire la maglia della più grande rivale del club. Secondo il giornalista ed esperto di trasferimenti Paolo Bargiggia, la Juventus sarebbe pronta a offrire 80 milioni di euro per Osimhen, in una mossa azzardata che promette di scaldare i retroscena della Serie A. E come sempre, qui sul canale, potrete seguire in prima persona tutto ciò che sta accadendo in questa milionaria partita a scacchi. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché una nuova telenovela inizia ora. E il finale potrebbe essere esplosivo. Secondo Bargiggia, la Juventus non ha ancora avviato una trattativa diretta con il Napoli. Ma un segnale informale è già stato lanciato: Cristiano Giuntoli, attuale dirigente della Juve ed ex uomo forte del Napoli, è disposto a mettere sul piatto 80 milioni di euro per cercare di portare Osimhen a Torino. L'offerta, seppur cospicua, è inferiore alla cifra minima richiesta da Aurelio De Laurentiis, 100 milioni. Il presidente del Napoli, come ha fatto capire in altre occasioni, non vuole rinforzare una diretta rivale senza ricevere la cifra massima, o anche di più. E per rendere le cose ancora più imprevedibili, Osimhen ha cambiato agente una decina di mesi fa. Calenda se n'è andato ed è arrivato un avvocato svizzero. Il che significa che anche l'intera struttura di negoziazione e consulenza del giocatore è cambiata. E questo potrebbe avere un'influenza diretta sulla scelta finale della destinazione dell'attaccante. Con nuovi orientamenti e interessi, il nigeriano potrebbe essere più aperto a una sfida in Italia. Soprattutto se si tratta di un ruolo da protagonista, di uno stipendio compatibile e di una reale possibilità di vincere trofei, cosa che la Juventus, anche quando non è al massimo, può ancora offrire. Il Napoli, dal canto suo, si trova di fronte a un classico dilemma: tenersi stretto il posto e non negoziare con una rivale nazionale, oppure accettare un'offerta che potrebbe raggiungere cifre storiche, purché alte. De Laurentiis sa quanto vale Osimhen, ma sa anche che il club ha bisogno di risorse per rafforzare altri settori e mantenere Conte motivato con una rosa competitiva. La partita è quindi delicata, politica e strategica. E ogni mossa deve essere calcolata al millimetro. Bargiggia è stato diretto nelle sue conclusioni: sarà una battaglia, una lunga telenovela. Credo che Osimhen possa finire alla Juventus. Una frase che, detta da un esperto insider, non è gratuita. I primi capitoli di questa storia sono già stati scritti e, come ogni buona soap opera italiana, promette colpi di scena, tensione e un esito imprevedibile. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli: accettereste di vendere Osimhen alla Juventus per 80 milioni? O pensate che sarebbe un errore rafforzare la rivale più grande? Commentate qui sotto, condividete con altri amanti dell'azzurro e, ovviamente, lasciateci un super ringraziamento per supportare il canale e continuare a seguire ogni dettaglio del mercato del nostro glorioso Napoli.